Allora, nuovo ruolo in un momento particolarissimo, Jack, perché sono stati dei cambi a livello roster che necessitano chiaramente dei loro tempi di assorbimento e di chimica. Però insomma noi siamo là di no. Sì, no, assolutamente, è un momento particolare, delicato della stagione, insomma è importante ritrovare confidenza sul campo, il nuovo coach sta facendo un ottimo lavoro durante la settimana, questa è la cosa fondamentale e quindi un momento delicato anche per le ragazze che si stanno avviando verso questo fine stagione dove stiamo cercando di rincorrere la qualificazione ai playoff. E un momento particolare anche perché i ragazzi in carrozzina stanno per iniziare appunto i playoff per scudetto, quindi insomma un momento delicato, sono contento e ringrazio la società per avermi dato questo nuovo incarico, cerchiamo di innestare energie positive, energie nuove, energie insomma, che danno senso e DNA dinamo a queste squadre che ne hanno bisogno, è quello che ci ha sempre contraddistinto e proverò a fare del mio meglio anche con questo nuovo incarico. A parte il tuo lavoro, chiaramente di GM, hai parlato benissimo di tutte e tre le formazioni. Non dimentichiamo che siamo l'unica società in Italia che schiera ai nastri di partenza sui massimi campionati tre squadre. Belle le parole del presidente della FIPIC, Zappile, che ha sottolineato questo, già di per sé significa ritagliarsi uno spazio importante in questo panorama cestistico nazionale che non vive un gran bel periodo. Perché si continua a parlare di tagli, di tante altre cose e poi alla fine però i ragazzi devono andare a giocare, noi ancora con la problematica legata alla struttura, insomma sono tante le componenti che bisogna tenere sott'occhio. Oggi più che mai te ne accorgi visto che sei dall'altra parte della barricata. È un tuo parere, Jack? Ma sì, insomma, sicuramente uno dei miei ruoli è anche quello di mettere nelle condizioni migliori i giocatori e le giocatrici di performare al massimo, insomma, stiamo lavorando anche al contorno, che è un po' quello che non si vede la domenica, perché ovviamente i riflettori sono puntati sui giocatori. È un momento non facile, insomma, ci sono tante cose da sistemare. Però la linea societaria sarà quella di poter migliorare come abbiamo fatto sempre e di essere un passo avanti agli altri, che è quello che ci ha permesso di performare al massimo sul campo, ma anche di prendere riconoscimenti al di fuori. Insomma, ricordo che negli anni siamo sempre stati un modello e dobbiamo continuare a esserlo, quindi quella è un po' la mia visione per il futuro e continuare a lavorare a 360 gradi anche fuori dal campo.